Buona giornata a tutti i telespettatori della piattaforma streaming TV di Veneto Globe. Oggi ho il piacere di presentarvi una competizione molto importante, una competizione che è quasi definita la competizione degli eroi. È una competizione adrenalinica che si svolge nel nostro territorio e parte dal comune di Sarmede ed è l'Ultra Cycling Dolomitica. Oggi ho i due ospiti che sono qui presenti con me, c'è l'organizzatore Roberto Picco e un atleta che questa Ultra Cycling qualche anno fa l'ha fatta ed è Gian Domenico Santarossa. Buongiorno a tutti. Per introdurre questa gara così che abbiamo definito degli eroi, è una gara in bicicletta che si svolge in 675 km ininterrotti e si svolge sui passi alpini e dolomitici attraverso 16 passi alpini e dolomitici con un dislivello di 16.000 metri. Quindi è una gara che pochi possono fare, una gara che mette l'atleta si mette alla prova sia fisicamente ma forse prima di tutto psicologicamente. Roberto, come ti è venuto in mente di portare nel nostro territorio una gara del genere? Perché non è una gara per pochi, no? L'Ultra Cycling Dolomitica è nata un po' per caso. Doveva essere un terreno di allenamento per mio fratello Giordano che si cimenta in queste lunghe distanze, e ne è saltata fuori che poteva essere una gara. Sono 675 km, si dici bene, non è una gara per tutti, ma non è escluso che tutti possano provare a mettersi alla prova in questo contesto. Quindi tu hai segnato il percorso per fare un piacere a tuo fratello, poi il percorso era così bello che ti è venuto in mente di proporlo anche ad altri atleti. Ad altri, sì, coinvolgere altri atleti e fare in modo che le Dolomiti vivessero questo momento diverso, che dare la possibilità agli atleti di vivere tutti i passi dolomitici. Poi hai la fortuna di avere insieme. le Dolomiti come paesaggio di sfondo, che non è cosa da poco, no? Sì, non nascondo che è uno degli appeal migliori di questa gara. Credo che anche a livello paesaggistico sia emozionante fare questo percorso. Soprattutto vivere le Dolomiti in determinati momenti, Dall'alba perché dall'alba al tramonto è un po' vedere il sole sorgere nelle Dolomiti è come risorgere, e tante volte per molti atleti nella notte la gara sembra quasi finita, però poi con le prime luci dell'alba la natura fa il miracolo. La prima volta che ho parlato con Roberto mi diceva che in fondo questa gara per lui è un po' una metafora della vita, no? Sì, l'alba, il tramonto, la rinascita, le gioie, i dolori, per poi avere lo scopo di arrivare alla fine di questa gara, no? Sì. In questa gara partecipano non solo atleti italiani, partecipano atleti di tutto il mondo. Sì, abbiamo avuto addirittura atleti dalla Thailandia, 5 thailandesi un anno, dal Brasile. Però hai avuto anche dei personaggi famosi che hanno partecipato. Sì, ha partecipato nella prima edizione Marzio Bruseghi, nella seconda edizione il medico sociale del Manchester City Massimiliano Sala, e Dorina Vaccaroni ha partecipato 2 volte e quest'anno perché le iscrizioni a questa gara sono ancora aperte, poi vi daremo anche tutte le indicazioni per se qualcuno di voi che ci ascolta lo vuole fare. Quest'anno hai già dei nomi importanti che possono essere di appeal per altri? Nel contesto, nell'ambiente ultracycler degli ultracyclist ci sono dei nomi ridondanti, insomma importanti. Diciamo che è una disciplina che in Italia non è ancora ben conosciuta, ma all'estero ci sono molti atleti che ormai sono quasi professionisti della disciplina. Ricordiamo, Omar Di Felice ha partecipato a tutte le edizioni fino adesso, che è uno dei portacolori, insomma, l'attuale campione nazionale, l'attuale campione italiano. Poi c'è dalla Germania, c'è Miki Anghe, che è uno tosto, insomma, che si è già registrato da noi, oppure Martin Permeister, che comunque ha partecipato già ad una race Across America. Comunque il bello di questa gara è che comunque è una gara a sfondo internazionale che però tu hai voluto dedicare a un atleta, a un ciclista locale famoso, cioè che nel suo periodo ha fatto anche delle imprese, possiamo dire eroiche tra virgolette, perché quest'anno ci sono i 60 anni di quel famoso secondo posto al Tour de France, nel quale lui
parliamo di Vito Vito Favaro. Favaro, sì. Lui, è stato Gaul a strappare la maglia gialla a lui, per cui Proprio all'ultimo. non uno qualsiasi, no? E come mai tu hai deciso di dedicare questa competizione così internazionale a un atleta che poi è un atleta locale, no? Vito Favaro ha sempre rappresentato per me un riferimento e ho voluto che in qualche modo diventasse un po' un riferimento anche per altre persone. Lui aveva l'umiltà e la caparbietà, che sono due caratteristiche che fanno di un uomo un qualcosa di più. Quindi aveva le caratteristiche per essere un ultracyclist. Assolutamente sì, fra virgolette sì, diciamo, lui lo sarebbe stato. Credo perché fondamentalmente Vito Favaro in quel contesto di quel Tour de France del 58 era uno dei tanti e invece si è trovato a combattere per la maglia gialla, che non è una cosa che nella storia è successo molte volte ed è stato lasciato anche un po' in balia di se stesso perché doveva lavorare per il suo capitano. E quindi questo è stato anche il problema, uno dei motivi per i quali l'ho perso. Il fatto che lui aveva comunque le caratteristiche che a te piacevano e poi era una persona alla quale tu avevi promesso che avresti dedicato questa. Sì, no? diciamo che quando è nata l'idea della Dolomitica, la prima persona che lo ha saputo è stato Vito Favaro. Abbiamo fatto un'intervista del quale magari dopo vediamo nel video di presentazione due piccole parole di questa sfida che lui ha lanciato, e fino all'ultimo lui aveva in mente questa e quindi corsa. Lui ti ha dato subito manforte per dirti di continuare nella tua idea. Assolutamente sì, e se lo faccio fondamentalmente perché so che era una volontà sua e fino alla fine è stata la sua volontà. E comunque siamo alla quinta edizione e la competizione ormai sta diventando una competizione che ha anche uno sfondo non solo nazionale ma anche internazionale, per cui... Sì, soprattutto internazionale. Quello che cerchiamo di fare è quello di ampliare, far capire insomma alle persone del nostro territorio che questa corsa c'è, che vengono da tutto il mondo per affrontare questi di solito terribili è più difficile chilometri. essere profeti in patria, quindi magari proviamoci un po', no? Ci proviamo. Anche perché nel nostro territorio amanti del ciclismo ce ne sono davvero tanti, squadre ce ne sono davvero tante, per cui potrebbe essere anche un modo per conoscere una disciplina diversa che appartiene sempre al ciclismo. Assolutamente, ci si può avvicinare anche non da soli, perché tutti pensano non farò mai 675 chilometri, 16.000 però possono essere metri dei piccoli step per mettersi anche alla prova come atleta. Si può partire anche in team in due, in staffetta, oppure in team da 4, insomma siamo cioè, sul nostro sito ci sono tutte le e poi diamo tutte spiegazioni. le indicazioni magari. Allora ti lascio un attimo e chiediamo a Gian Domenico che è un atleta che forse si sta preparando anche per quest'anno? Sì, io mi sto preparando anche per quest'anno, diciamo che è nato tutto 4 anni fa. Ho conosciuto una sera Roberto e me l'hanno buttata lì, prova a fare sta cosa. Io di primo acchito gli ho detto voi siete matti, perché io ho avuto un trascorso da atleta ciclistico, diciamo, e le distanze che si potevano affrontare erano al massimo di 200 km. E cosa ti ha fatto scattare la voglia di farlo? Mi ha fatto scattare forse il vivere in maniera diversa la bicicletta, nel senso, quando tu fai competizione non riesci a vedere niente di quello che è il paesaggio, per cui sei solo concentrato sulla corsa, e per cui mi ha dato questa voglia di provare a cimentarmi in qualcosa di diverso che diciamo nasce dentro di te come un'avventura, non è una corsa. Devi avere prima di tutto uno slancio psicologico a farlo. Devi avere prima di tutto una motivazione forte che ti spinge personalmente a intraprendere questo cammino, diciamo. E poi serve anche l'allenamento perché è indispensabile, però credo che la testa, tra virgolette, possa incidere per più del 50% su questo tipo di manifestazioni. Comunque quali sono 675 km? Ci sono dei momenti nei quali puoi avere una crisi, non so, hai il 300? Assolutamente sì, le crisi su una competizione così che può durare anche 2 giorni ci sono, i momenti di crisi, di sconforto, il mal di gambe.
Ma per voi cui- con voi avete comunque un team anche di motivatori, oppure andate da soli? Allora, ci sono degli avventurieri che partono e fanno Con da voi? solo. Invece nel mio caso io parto con team, per cui deve avere al tuo fianco, tra virgolette, c'è chi si porta anche il medico, chi si porta il Quindi- psicologo, perché Sì, ognuno poi può fare di suo, cioè farsi il suo team in base anche alle assolutamente proprie sì, esigenze. assolutamente sì, uno può costruirsi il suo team come meglio decide, come meglio E pensa di gestirlo. un atleta che si cimenta in una competizione del genere ha una preparazione previa lunga, o cioè c'è una Ma preparazione da diciamo fare, oppure c'è una preparazione da fare, perché indubbiamente non puoi improvvisare 2 giorni in sella Anche se sei stato un atleta. anche se sei stato un atleta, perché è completamente diverso il modo di vivere, Di approcciare di la approcciare gara, sì. questa gara. E io credo che comunque un annetto o poco meno di un anno, se uno non è un vero ciclista, Lo deve fare, lo deve deve dedicare. fare, lo deve fare. Non è tanto... Anche perché non è in pianura, è tutta... No, il Quello è il problema è problema. quello che se fosse in pianura uno prende e va con tutta la sua calma, arriva, però quando tu ti ritrovi ad affrontare un Fedaia, un Jau dopo 300-400 km, se non ne hai non vai su, insomma, c'è poco da Cioè, fare. la psicologia c'entra, ma insomma bisogna La avere psicologia anche c'entra, ma quella marcia fisica. l'allenamento di base devi averlo. E quest'anno è anche l'anno del centenario, per cui mi sembra che l'ultracycling passa anche per il Grappa. Sì, il Grappa è stata una meta degli ultimi anni, c'è sempre stato. Quest'anno in più aggiungiamo il Passo San Boldo, che comunque è la strada ok. dei 100 giorni. Poi abbiamo la fortuna di essere all'interno del contesto della Comunità Europea dello Sport come Sì, partenza per per quest'anno quest'anno. Quindi è un qualcosa in più che ci permette di far vedere e vivere il nostro territorio, fondamentalmente. Questa corsa è anche un bel modo per fare turismo, per coinvolgere il turismo Ecco, e per questo ciclistico. motivo cerchiamo anche di promuoverla a livello locale, no? Perché magari avere anche all'arrivo, alla partenza, dei tifosi che vengono a vedere come... E curiosi anche solo per vedere come arrivano questi Questi Disperati. che Quindi sono- a livello proprio organizzativo, le iscrizioni sono aperte fino a quando? Attualmente è indicato che sono aperte fino il primo di giugno. E dove Credo che potremo sì. allargare comunque fino al 15 di giugno. E dove ci si iscrive? Nel vostro sito? Sempre sul sito ultracyclingdolomitica.com. Che poi passerà nel video, credo, Sì. no? Ci sono le... E invece, quando avviene questa gara, dove parte? Raccontaci un po' Quest'anno- dell'aspetto organizzativo vero Sì. e proprio. Partirà da Sarmede, paese di Vito Favero, a lui lui. dedicata proprio, quindi per quest'anno con la ricorrenza di questo importante anniversario che ci lega a lui, partiamo proprio dal suo comune di partenza, sì, dal comune di nascita. Parte il 6 di luglio, il mattino alle 9, un atleta ogni 3 minuti circa. Dipende dalla quantità di atleti che ci saranno, e modalità cronometro, perché in questa gara è fondamentale, cioè il regolamento detta che non ci si possa unire in gruppi, si può vivere la corsa. Quindi ogni atleta è un'entità a È sé, un'entità e voi a sé. partite con il cronometro nel momento in cui Esatto, lui nel momento in parte. cui lui parte non può sfruttare la scia degli avversari, è una corsa contro E se comunque, stesso, contro gli altri. chiediamo a contro se Giandomenico, stesso. ogni atleta gestisce la sua corsa anche con le fermate, come vuole. È completamente in autonomia, tu hai solo, tra virgolette, un timer attaccato, però C'è anche un tempo massimo di arrivo, oppure... c'è un tempo massimo di 42 Non so, ore, mi sembra. Per essere qualificati alla Race Across America ci vogliono Sì. 40 ore quest'anno. Ah, Per il tempo 2 ore massimo, meno. il tempo massimo però sono 50 ore. Il tempo massimo che voi date sono 50 56 ore. per chi corre senza supporto. Ok, Quello- quindi l'atleta all'interno di questo spazio gestisce la sua gara come... Gestisce in piena autonomia, per cui tu sei libero di fare una fermata, 3, 5, 10, nessuna, di dormire quando ne senti il bisogno. E un oppure atleta di- che fa una gara del genere si
mangia le barrette che mangiano i ciclisti? Ma il diciamo gel? che le barrette sì le mangi, però in queste competizioni, per quanto mi riguarda, che ho già provato, ti fermi a fare, tra virgolette, dei veri pasti, che Ah, non ok. sono dei pasti di abbuffata, però Quindi i hai 15 bisogno di minuti energia. hai bisogno di energia, le barrette e i gel non Non sono servono. sufficienti per Cioè supportare servono in una gara corta, insomma. sì, ma quando corri 40 ore, 35, E tu ti sei consumi dato anche l'obiettivo dell'arrivo? Ti sei dato anche un No, obiettivo? l'obiettivo in primis è quello dell'arrivo, perché Già quello è un grande sì, obiettivo. già quello, tra l'altro quest'anno hanno allungato di 100 km, per cui Ah sì, proprio così sì, per da diletto. 580 a 680 circa, per cui l'obiettivo è quello di arrivare insomma su queste, anche perché ci possono essere delle varie incognite, il tempo. Beh, già cioè, credo che arrivare sia sì, veramente un è grandissimo già un obiettivo. successo. Allora, quando si svolge? Primo weekend di luglio, partenza venerdì mattina, Il giorno? 6 di luglio, e arrivo fra il 7 e l'8, poi dipende Nella dall'atleta. piazza di Sarmede. Nella piazza di Sarmede, partenza arrivo sempre nella piazza di Sarmede, e ci sarà E la premiazione avviene? la domenica, attorno al primo pomeriggio, presumiamo, insomma, però ci piace aspettare, perlomeno cercare di aspettare tutti gli atleti all'arrivo, sì. E un'altra cosa volevo dirti, questa competizione, come dicevi te prima, può dare è una delle competizioni che può dare l'accesso. Alla Race Across America. E la Race Across America è la corsa regina dell'ultracycling mondiale. Noi adottiamo lo stesso regolamento della Race Across America. Chi partecipa da noi, come ad un'altra corsa del contesto italiano che è la Race Across Italy, può accedere alla Race Across America entro 2 anni. Quindi è una sorta di pass Esatto, perché comunque devi mettere però alla la devi prova. finire nelle 40 Esatto, ore. devi metterti alla prova, perché alla Race Across America accettano solo i più forti. E la Race Across America quanti chilometri sono? Quelli sono 4.800 km circa. Proprio bazzecco. Dislivello, chi dice 40.000, chi dice 50.000, però lì è veramente un'avventura che si svolge entro... Quella è da supereroe. Ci vogliono 10 giorni, 11 giorni per arrivare, e quindi questo diciamo che è un bel assaggio, insomma, di quello che può essere. Quanti atleti hai avuto? Quanti si sono iscritti al massimo in questa competizione? Noi abbiamo avuto un picco di 56-57 atleti nel 2015. Quest'anno, io lo dico sempre, anche se dovesse essere solo uno, la corsa si fa, perché uno ce l'hai. perché fondamentalmente lo spirito di questa corsa non è legato a business o a nessun tipo di necessità, è proprio veicolato esclusivamente dalla nostra passione per questo ambiente, per questo sport. Vabbè, però dico, Quindi, siccome ti prodighi per fare una bella cosa, è anche giusto tirare dei risultati, insomma, no? Certo, uno si aspetta sempre che noi lavoriamo per fare del nostro meglio, facciamo il massimo di quello che si può fare, anche per dare il sogno ad un atleta soltanto, perché per noi un atleta ha un valore inestimabile, cioè è una vita, un qualcuno che dedica un anno di resilienza nel suo Il termine resilienza è giusto. togliendo alla propria famiglia, al lavoro, tempo, al proprio tempo. Il tempo di una persona è tutto quello che abbiamo, no? Quindi dobbiamo fare, e il nostro obiettivo è quello di fare il massimo per dare. Per curiosità, tutto quello che si l'atleta può. più anziano che ha partecipato? L'atleta più anziano, un 68enne. Allora non diciamo anziano. Diciamo non anziano, però anziano sportivamente anziano, nel senso che uno che in bicicletta c'è tale mi E ricordo donne ce Guglielmo ne sono? Moscardini, Oltre a Dorina Vaccaroni, che ha dalla sua di essere un'olimpica. quest'anno abbiamo anche il piacere di avere Valentina Tanzi, che è un'atleta svizzera, la Dama Celeste, è una ragazza molto, molto, molto in gamba, e ci aspettiamo, cioè, potrebbe fare molto bene, insomma, diciamo che è il suo pane. Quindi,
staremo a vedere. Le donne sono quella... Hanno quella determinazione. Quella determinazione, sì, quel qualcosina in più. Insomma, una donna che Angela decide di Perrin fare anche. una competizione del genere vuol dire che insomma Sì, è partita già è partita. motivata, no? Sì, ma è difficile vedere un DNF, cioè un did not finish, un ritirato fra le donne, perché sono veramente toste. Bisogna ammetterlo. Come conclusione, Beh, come inviti i nostri concittadini vi- a venire a tifare per questa Sì. Ultra Cycle che sarà spettacolare? Vi invito, non tanto per noi quanto per gli atleti, perché meritano veramente con tutti i sacrifici che fanno per partecipare e per essere dei nostri, insomma, meritano quell'applauso, perché non è una cosa che fanno tutti al mondo. Allora, finiamo con una frase di De Coubertin che diceva: lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne e la difficoltà per vincerla. Vi invitiamo tutti a vedere l'Ultra Cycling a Sarmede il 6 luglio, 6, 7 e 8 luglio quest'anno. Grazie a voi di essere venuti, Grazie a te. arrivederci, Grazie a mille. presto. Grazie a tutti.